Allora, abbiamo ancora un paio di testimonianze, prego. Buonasera, sono Loredana Angelino della Lega Mestre. Volevo intervenire un attimo sul fatto del passaggio del testimone, Sì. perché noi abbiamo fatto le lotte ed è vero che la generazione, non so se dire successiva o comunque doppiamente successiva, se le trovate queste cose, ed effettivamente è anche vero che forse le sta perdendo. Il problema è che noi abbiamo avuto degli spazi, cioè intanto sentivamo la mancanza di queste cose per cui abbiamo lottato per averle, ma avevamo anche degli spazi per discutere, parlare, prendere consapevolezza di queste cose. Cioè ve li siete creati? E ce li siamo creati, c'era bisogno, era uno spazio più locale, forse più ci riunivamo di più, parlavamo di più di queste cose, ma anche il posto di lavoro ci dava il modo di parlare. Adesso con le nuove tipologie di lavoro, i ragazzi, cioè è una cosa importantissima questa secondo me, le nuove tipologie di lavoro non aggregano, anzi distruggono. Ognuno ha il suo lavoro precario, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, 10 mesi, un anno se ti va bene, 2, ma sempre con l'idea che non sarai mai lì, sicuramente. Non ti aggreghi con le altre persone, non condividi i problemi neanche del lavoro e neanche cioè il sociale e il lavoro vanno di pari passo, ma hanno pochissimi spazi. Se li devono proprio cercare, volere, devono avere l'idea di volerli questi spazi, se no forse non li sentono neanche. E non li sentono, ma soprattutto c'è una difficoltà tremenda, perché se io sono assunta da una cooperativa e lavoro 3 mesi, poi andrò in un altro posto, poi in un altro, poi in un altro, non mi aggregherò mai con i miei colleghi. Certo. E questo è un problema grossissimo. Chiaro. Grazie. Qualcun altro di voi doveva? Prego, e poi di là. Volevo parlare dell'iniziativa dell'8 marzo. La mia Lega si è dedicata molto a questo. Siamo partiti non per l'8 marzo, ma noi partiamo dal 1° gennaio al 31 dicembre in pratica. Prendiamo tutto l'arco dell'anno, perché per fare il programma bisogna anticipare sicuramente il lavoro, perché abbiamo 3 case di riposo in cui portiamo i fiori persona per persona, quest'anno il 6 marzo perché non si poteva portare all'8. Poi abbiamo avuto uno spettacolo molto importante che è stato svolto a Quarto d'Altino, e a Quarto d'Altino abbiamo messo in discussione un libro che era semplicemente donna, un libro fatto da donne donne dell'Auser, che si hanno messo in discussione. Sono 4 anni che ogni anno pubblica un libro facendo un percorso dalla conoscenza alla vita della persona anziana. Questo libro lo abbiamo portato anche a Marcon, Quarto d'Altino e a Marcon, ed è stato un grande successo, non per i maschietti, sono stati discussi varie cose, i maschietti non sono stati contenti di quello che c'era scritto. Non ci perché secondo loro ce l'avevamo proprio a succo coi poveri maschi. Il libro non era a loro favore. Poi dopo abbiamo quest'anno fatto un'altra cosa, Marco, una cosa diversa. L'8 marzo la donna va bene, però cosa vogliono le donne? E abbiamo allora interpellato naturalmente con il comune uno psicologo, il dottor Sales, che ci darà 3 serate, e la prima è andata molto bene. E noi continuiamo col nostro lavoro, e quindi deve essere uno stimolo per fare tante iniziative. Ci saranno tante cose, perché le serate saranno 3, il 26, poi l'8 di aprile, e continueremo così. Perciò il nostro lavoro non finisce qua, per dopo andrà in incontri con la salute, e continueremo in questa strada fino a dicembre, per ricominciare l'8 marzo al 1° gennaio. Benissimo. Prendo lo spunto per dare la parola a lei, dell'iniziativa, visto che stavamo su Venezia, restiamo. Allora, ha ragione Gianna, perché giustamente noi non pensiamo all'8 marzo come una data precisa e stop. No, ma infatti voi non siete qui nella data precisa, proprio per questa ragione, per far capire che c'è sempre un'occasione di riflessione, di fare considerazioni. Allora, si vuole che tutto l'anno sia un 8 marzo,
l'8 marzo perché? Perché c'è un po' un impegno grande dello SPI. Lo SPI riconosce alle sue iscritte la valenza del 50% nella partecipazione di tutti i suoi organismi dirigenti e quindi dà una grossissima chance alle donne di essere sempre presenti nelle discussioni, sì, ma anche nei momenti decisionali e quindi fa sì che questo sia un organismo parimenti rappresentato e che quindi possa realizzarsi questa Quindi realtà democratico. di tutto l'anno. Dopodiché, chiaramente, essendo un sindacato e ragionando in termini poi solidaristici, quali possono essere? Lo anticipavano un po' le compagne, cioè il fatto di sentirci accanto a chi è meno autonomo di noi, perché la nostra età fa sì che si sia meno autonomi e quindi l'impegno da parte un po' di tutte le leghe della provincia di essere accanto a tutte le ospiti delle case di riposo in quella giornata con l'omaggio di un fiore. Le primule, non portiamo mimose ma portiamo primule e di solito riusciamo a consegnarle ad ogni ospite che sia capace di capire il gesto, sia che non lo sia capace. In molte situazioni, la persona, assolutamente, in molte situazioni c'è festa, in altre situazioni ce n'è un po' meno. Si discute, ci sono opportunità di riflessioni attraverso presentazioni di libri, ma anche attraverso momenti di spettacolo. Cioè, che se potesse essere un luogo, tipo la casa di riposo, di cui si è parlato, però è un luogo dove le persone si possono eventualmente cambiare, non so chi me l'ha detto, cambiare il carattere, sicuramente. Esatto, ed è indubbio. Può essere un esempio eclatante, rendere un luogo dove attuare delle iniziative per coinvolgere, sarebbe molto bello. Io ricordo sempre, voi avete fatto ancora un paio di anni fa, quando si parlava di case di riposo, non mi ricordo, era in territorio di Vicenza. Aprite quelle porte. Esatto, aprite queste porte, però era il territorio di Vicenza. In ogni provincia. No, ma io ricordo il territorio di Vicenza è stata fatta in una casa di riposo, nel caso specifico. Sì. E quello che mi aveva colpito, che noi siamo venuti là con le telecamere, eccetera, per fare... Sì, esatto, però a Rovigo era bello grande, a Vicenza si entrava e c'erano tutte le... A Cerdazzano. Era quello che io mi ricordo che mi ha colpito. Siamo entrati in questa hall, c'erano tutti questi anziani, anziane seduti, eccetera, un momento di ricreazione. Si sono illuminati gli occhi nel vedere un gruppetto di persone extra, che quindi eravate voi del sindacato che entravate, eravamo noi con le telecamere, eccetera, e hanno detto: oh che bello, cosa si fa di nuovo? Cioè, proprio di nuovo. Poi abbiamo detto, è un'assemblea per parlare delle case di riposo. Oh signor, ancora delle case di riposo. Però l'illuminazione che c'è stata in tutti quanti, no, ho fatto la battuta, però proprio rendere questi luoghi dove fai qualche cosa, occupi questi spazi e loro in qualche modo ne diventano partecipi, perché che siano là a vedere, che stiano ad ascoltare, erano lì che curiosavano, guardavano dentro questa bellissima sala, perché poi c'era anche una bella sala, è stata una cosa importantissima, per cui può essere veramente di stimolo. A volte servono degli spazi e si usano spazi angusti, ci sono questi spazi dove magari solo il fatto di anche fare un convegno è una novità. Ed è una novità importante perché può dare uno stimolo a chi ci sta dentro, a sentire delle parole diverse, voci diverse, volti diversi, per cui è molto bello. Dopo do la parola. Ha finito? Sì. Una precisazione, cioè ci sono tanti appuntamenti nelle case di riposo, almeno veneziane. Sì. Quindi veneziane cioè veneziane in parte, ma anche poi nelle altre zone della provincia. Perché andiamo a far festa anche con San Martino, cioè ci sono tutta una serie. Trovate delle date quindi per ci sono delle proprio canonici, non manchiamo in quelle occasioni. E perché così si fa? Brave, così. Matilde Pappalardo? Io vorrei ricordare che la mission del coordinamento donne è quella di contaminare le politiche di tutta l'organizzazione, di tutto il sindacato dei pensionati. Contaminare. Esatto, arricchendola, diciamo, di un'ottica di genere. Per cui diciamo che durante tutto l'anno noi facciamo tante cose. No, ma infatti quello è importante sottolinearlo, esatto, perché se solo questo diventa... Quindi ci occupiamo di previdenza e magari... Tanto per fare un esempio, anche noi ci siamo occupati di previdenza a Vicenza facendo un convegno, in particolare quando c'è stata la legge Fornero, facendo un convegno sulla realtà di oggi, le nonne al lavoro e i nipoti, nel momento in cui dove
nel momento in cui mancano i servizi sociali. E ci occupiamo di contrattazione sociosanitaria mettendoci in relazione con le USL sulle problematiche dei consultori familiari, come diceva la compagna Rosanna Bettella. Questo è un lavoro che abbiamo fatto in tutte le province, che abbiamo fatto anche a livello regionale. Ci occupiamo di storia e memoria, ci occupiamo di tantissime cose. In particolare però, se vuol sapere cos'è che abbiamo fatto questo 8 marzo, naturalmente c'è sempre l'appuntamento più importante che cade nelle giornate diciamo, della giornata della donna, dell'8 marzo, e in particolare noi quest'anno abbiamo fatto coincidere l'8 marzo con i 70 anni della Resistenza e abbiamo realizzato uno spettacolo musicale con Luca Bassanese, e non so se conosce il cantautore Luca Bassanese, e che insieme alle Mondine di Bentivoglio, che hanno cantato praticamente i canti che ci hanno ricordato i canti che facevano quando lavoravano nelle risaie, quindi è stato un momento particolare di storia e memoria, oltre che di diritti delle donne, perché nei loro canti, loro rivendicavano, non potendo dirlo al padrone e direttamente, perché a quei tempi non era permesso logicamente ribellarsi più di tanto a tu per tu con il padrone. Durante il loro lavoro nei campi, loro rivendicavano, cantavano questi diritti a cui volevano arrivare. Ecco, in particolare abbiamo lavorato così su Vicenza. Quindi vari territori. Ivana, prego, vedete qualcosa? No, poi altro magari diranno le compagne vicentine. Diamo la parola anche alle vicentine. Ivana Francescotto, che invece è di Treviso. Di Treviso, sì. Da noi l'8 marzo è 8 marzo tutto l'anno, perché siamo impegnate nella negoziazione sociale. Diciamo con orgoglio che per la prima volta abbiamo inserito nella contrattazione con i comuni, perché facciamo anche questo, nella contrattazione con i comuni, le problematiche di genere, quindi ci troveremo ad affrontare comune per comune, ecco, le problematiche. E ci sono tante sindache femminili, sì, insomma. Sì, davvero tante, sì, e per la prima volta affronteremo anche questo, perché per esempio le tematiche della violenza, beh, ci riempiamo la bocca, poi iniziative non ne facciamo per dire questo, ma entrando nel concreto della giornata commemorativa, perché occorre ricordare che l'8 marzo è una commemorazione di eventi, anche se lontani, però sono state le prime battaglie delle donne. E quindi a Treviso abbiamo realizzato una provocazione, vogliamo dire, abbiamo realizzato una mostra sulle abilità delle donne. Perché questo? Proprio per sfatare quel concetto che le donne sono brave solo in cucina e nei lavori domestici. Ma gli chef sono quasi tutti uomini. Tra l'altro sì, bene, ma insomma questo concetto però... Oppure sanno affermarsi mediaticamente anche là. Sì, perché dopo andiamo a vedere, torniamo ai discorsi di prima e sappiamo com'è. Quindi abbiamo realizzato questa mostra apprezzatissima, visitatissima, per 3 giorni. Di che cos'era? Dove abbiamo esposto opere di donne, delle nostre donne, rigorosamente iscritte allo SPID, tra l'altro, perché è stato carino anche questo. 72 opere abbiamo presentato. Scultura, pittura, scrittura, poesie, opere... Avete scoperto artiste, insomma, magari inespresse. Mi dispiace non avere una foto qua, ma avremo modo magari di farle conoscere, perché è stata una cosa straordinaria, dove abbiamo visto realizzare e anche realizzarsi le nostre compagne in opere che veramente impensabili, nessuno di noi... Ecco, l'idea è venuta proprio perché nelle nostre compagne ci sono delle persone straordinarie che sanno fare un po' di tutto, ma veramente di tutto, e questa è anche la differenza, vogliamo dire, di genere, perché riusciamo a essere impegnate. Avete aperto una sfida per sì, davvero, in politica sappiamo gestire la casa, sappiamo far fronte alle 1000 tematiche, perché noi sappiamo, la maggioranza nei nostri recapiti, perché quasi in tutti i nostri comuni abbiamo un recapito dove si rivolgono le persone, i pensionati, a proposito di prima, che
hanno mille difficoltà. Ecco, in quasi tutti i comuni abbiamo questi sportelli dove ci sono quasi ovunque donne che sanno dare risposte puntuali, controllare pensioni, ecco, essere vicine alle problematiche della gente, soprattutto adesso in questa fase dove vabbè, dovevano semplificare, giusto? Mi viene sempre in mente la semplificazione infausta di qualche ministro che aveva bruciato, e invece voglio dire, sono aumentate, veramente l'INPS ci mette di suo, non manda più a casa neanche informative, per cui i nostri pensionati sono davvero una risorsa, cioè travolti da un mucchio di problematiche, e le nostre pensionate, le nostre compagne sono una risorsa nel dare risposte di questo genere. Ecco, poi abbiamo fatto anche dei pranzi leggeri, poi però in casa di riposo a Vittorio Veneto è stata realizzata una cosa bellissima. Abbiamo portato un albero di mimosa grandissimo con brani dialettali, con poesie, con racconti, filastrocche, alternati da canti popolari, coinvolgendo tutte le ospiti. Io credo là ci saranno state una decina di ospiti, le più, come dire, vivaci, ecco. Certo. Tutto il resto è un mondo che purtroppo, quello là, dovremo andarci anche un po' di più, dove c'è rassegnazione e attesa. Certo, è bruttissima questa cosa. Bene, riuscire a coinvolgerle tutte nei canti popolari è stata una cosa veramente commovente. Alla fine ci hanno detto grazie CGIL, perché è stata davvero una cosa straordinaria. Bellissimo questa. Bene, sì. Allora, vuoi sentire anche voi, perché dopo abbiamo una pubblicità rapidissima. Ok, ecco, io riprendo un attimo quando si è citata l'autonomia delle persone, no? E l'autonomia negli aspetti economici, di salute e anche della propria libertà. Appunto in questa giornata internazionale della donna noi abbiamo pensato di tradurla così: oltre a fare sul territorio, no, ogni lega ha la propria festa, insomma, ecco, il fatto di interagire con le case di riposo, con musica, con attività anche appunto per dare vita a questa giornata, di far conoscere quello che il sindacato poi, come dire, fa tutti i giorni sul territorio, e di essere un sindacato attivo. Ma quello che volevamo portare, purtroppo poi è stato spostato tutto alla prossima settimana, un'iniziativa per parlare di prevenzione, di alimentazione, di attività fisica, di stili di vita, perché tutto poi il ciclo, no, coincide, no, con quelle parole che abbiamo detto, cioè l'autonomia economica passa attraverso anche il fatto che tu ti sappia, che ti faccia anche mantenere in forma, tenere, come dire, avere una tua cultura anche, no? Per poter stare in forma. Ovviamente la salute è un bene inestimabile, noi dobbiamo essere i promotori della nostra salute, e anche la libertà di non dipendere magari da medicine, da visite, no? Eccetera, eccetera. Chiaro che la nostra discussione, come hanno detto anche le altre compagne e colleghe, che è tutto il tempo dell'anno, perché questi temi per noi sono fondamentali per poter trasmettere non solo messaggi, ma anche cambiamenti, stili di vita, farti capire che c'è un altro mondo, che magari con un'alimentazione diversa, più sana, eccetera, potresti, come dire, avere meno problemi in salute, spendere meno in medicine e, come dire, andare magari dal medico 3 volte in meno. E poi se incominciano le donne, perché sono sempre le donne le prime che poi trascinano i compagni, i mariti, gli uomini, gli amici. Noi diciamo cambiare marcia, cambiare cultura. Perché probabilmente siamo magari agevolati nella provincia di Rovigo di avere anche un'unità sanitaria locale che ha dal piano sociosanitario regionale ha delle delibere che le fa, come dire, rendere operative, e abbiamo degli strumenti già in essere che in altri territori del Veneto non sono ancora in essere, non sono ancora operativi, e quindi ci troviamo agevolati anche a colloquiare, a discutere, ad incontrarci con l'USL, no, l'unità sanitaria, l'unità locale sociosanitaria,
di queste problematiche, e ci confrontiamo e agiamo e interagiamo, li coinvolgiamo anche nel convegno e forziamo la mano. Guarda, apro e chiudo una parentesi, anche questa mattina dove abbiamo avuto contatti con un tavolo di monitoraggio per quanto riguarda appunto le problematiche, no, di salute, sociosanitarie, eccetera, c'è una convergenza per esempio sulla prevenzione, che i medici di medicina generale, oltre ad aver firmato con noi un verbale di incontro molto importante, ma loro stessi applicano le delibere della Giunta regionale del Veneto in ottica di come dire, cambiamento di cultura e anche di benessere delle persone. Di malattie, le malattie le chiamano non trasmissibili, diabete, cardiopatie, cioè tutte quelle come dire, patologie che se non le sai tradurre in benessere, ovviamente magari nel tempo hai anche dei disagi di salute. Punto. Certo, chiarissimo. Allora, do la parola adesso anche per Padova e dopo la coordinatrice regionale, poi anche alle altre. Dobbiamo andare subitissimo in pubblicità, però prima di andare in pubblicità, che incombe, siccome abbiamo parlato tante volte delle diversità eccetera, voglio lanciare un contributo perché sono interessanti anche vedere dei dati dell'Istat. Vediamoli insieme e poi subito pubblicità. Il PIL per abitante al sud è la metà di quello del centro-nord. Le retribuzioni delle donne in Italia continuano ad essere più basse di quelle dei loro colleghi uomini, che in media guadagnano un quinto in più. Divario economico tra nord e sud, divario tra donne e uomini. È il quadro a tinte fosche che emerge dai conti economici territoriali diffusi dall'Istat. Per quanto riguarda il PIL per abitante, dai dati emerge che nel 2013 è pari a 33,5 mila euro nel nord-ovest, 31,4 mila euro nel nord-est e 29,4 mila euro nel centro. Il mezzogiorno, con un livello che si aggira sui 17 mila euro, presenta un gap molto ampio, un livello inferiore del 45,8%. Molto ampio anche il divario tra retribuzione netta delle donne, che è stata in media nel 2012 di poco più di 14 mila euro, e la retribuzione netta degli uomini, superiore ai 18 mila euro. Dai dati diffusi dall'Istat emerge inoltre che Milano è la provincia più ricca d'Italia in termini di valore aggiunto per abitante, prodotto nel 2012 con 46,6 mila euro, seguita da Bolzano e Bologna. Le città più povere invece risultano Medio Campidano in Sardegna e Agrigento. Altro dato sconfortante riguarda il peso del fisco, più alto sul lavoro dipendente e che si attesta al di sopra del 21% rispetto al 17% per il reddito da lavoro autonomo.